Il tema degli sconti di pena è un tema che non fa giustizia, che sminuisce il lavoro delle forze dell'ordine e soprattutto che non dà sicurezza ai territori. I sindaci sono quotidianamente presi di mira anche dalle critiche dei cittadini sul tema della sicurezza, quando poi in realtà ci rendiamo conto che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono insufficienti e non servono nemmeno per recuperare questi ragazzi. Quindi siccome noi vogliamo realmente delle città, dei paesi più sicuri, noi vogliamo costruire insieme al governo una nuova proposta che parta dal decreto Caivano ma che metta ulteriori restringimenti, per esempio da un punto di vista della responsabilità e dell'età, e soprattutto che non ci siano sconti nei confronti di coloro che sbagliano. L'esempio di via Castelmenardo è lampante. Siamo stati nell'occhio del ciclone per diverse settimane a causa di un episodio gravissimo che ha visto morire anche un ragazzo, per poi trovarci con un maxi sconto di pena per i responsabili. Ecco, noi riteniamo che sia inaccettabile e se vogliamo davvero che i nostri paesi tornino ad essere sicuri serve una riforma importante. Abbassare l'età punibile, perché è evidente che sempre più spesso i responsabili di certe situazioni criminose sono adolescenti che vanno dai 13 ai 15 anni e quindi anche questi sono atti che portano con sé delle responsabilità, ma noi soprattutto chiediamo che chi compie dei reati finisca in galera e ci rimanga.